Rinnovo i complimenti per l'iniziativa da parte dell'amministrazione comunale di Curtarolo, quindi qui nella veste di Martina Rocchio e dell'assessore Tania Pegoraro, ecco, che hanno messo, diciamo così, in risalto quella che è la funzione della famiglia, quello è il nucleo primordiale della nostra società. Quindi li ringrazio, insomma, per aver dato risalto a questo e speriamo, insomma, che ci sia una buona partecipazione, perché è un argomento comunque delicato e importante che merita la giusta attenzione. L'anno scorso abbiamo appunto iniziato questo ciclo di incontri genitori e figli e abbiamo visto che la risposta in termini di presenza è stata veramente molto importante. Quindi ci siamo detti siamo nella strada giusta e quindi abbiamo riproposto questo ciclo in maniera un po' più ambiziosa, perché gli eventi sono diventati 10 incontri che toccano chiaramente tutti quelli che è il tema della famiglia a 360 gradi, quindi famiglia, genitori, figli, adolescenti e tutte le problematiche che gravitano intorno a questo. Ci crediamo perché io credo che il ruolo dell'amministrazione, insomma della politica, sia quello di prendere in considerazione le problematiche attuali e cercare di dare delle risposte. Sicuramente non saranno delle risposte, come dire, definitive, però l'obiettivo è proprio quello di dare, ecco, uno strumento per la famiglia e quindi da poter, come dire, utilizzare nella vita quotidiana. Il primo ciclo, il primo appunto evento formativo ci sarà il 25 febbraio e termineremo il 6 maggio con l'ultimo. Si tratta appunto di un ciclo di 10 incontri formativi suddivisi in due parti, quindi una prima parte dal titolo Genitorialità 2.0 che raccoglie 5 incontri dedicati alle famiglie e agli adulti e tratta diverse tematiche dalla gravidanza alla depressione postpartum, alla crisi di coppia, alla psicomotricità e a quello che è il ruolo e l'essere genitore oggi. Una seconda parte di altri 5 incontri dal titolo Adolescenza ferita, ritrovarsi, che sono dedicati agli adolescenti e alle loro famiglie. Anche in questo caso vengono trattati argomenti importanti come ad esempio i disturbi alimentari, l'affettività e la sessualità, la pornografia nel web. La scelta dei titoli non è casuale, nonostante comunque le tematiche affrontate non siano tematiche comode. Entrambi i titoli rilanciano un messaggio di positività. Infatti il titolo Genitorialità 2.0 indica proprio la necessità di rivedere in modo innovativo quello che è il ruolo del genitore oggi, e allo stesso modo anche il titolo Adolescenza ferita, ritrovarsi dà comunque speranza ai giovani, nonostante il dolore, nonostante le difficoltà, a trovare un nuovo equilibrio e a ricostruirsi.